Pronti per partire gli amici giovani del Friuli Venezia Giulia, e quindi siamo collegati come ogni mercoledì sera per il primo dei loro appuntamenti settimanali, come ogni martedì sera. Siamo collegati con Umberto Riva. Ciao Umberto, benvenuto. Grazie Roberto Colombo e do il mio ben ritrovato anche questa sera al consueto appuntamento appunto del martedì sera in compagnia dei giovani padani del Friuli Venezia Giulia. Rientriamo dopo un paio di appuntamenti saltati dovuti ai vari ponti, alla varia settimana corta di Radio Padania, però questa settimana siamo a tutti gli effetti operativi, come operativi ovviamente sono tutti militanti, tutti immagino gli ascoltatori di Radio Padania che domenica raggiungeranno il Prato di Pontida per il consueto appuntamento per l'attesissimo, come sempre, ma mai abbastanza atteso appuntamento col raduno di Pontida. È una settimana che almeno penso che di incarnare io stesso, un po' come tutti gli ascoltatori, come militanti, come simpatizzanti, di frenesia in un certo senso, di gioiosa attesa, anche perché al di là di tutto, al di là di tutti gli appuntamenti, il ritrovo di Pontida da sempre è quello che sta più a cuore a tutti noi militanti, a tutti noi giovani in particolare, e come sempre c'è questa attesa, questo continuo guardare anche in un certo senso alle previsioni meteo, questo continuo scongiurare qualsiasi pioggia, qualsiasi rischio di maltempo, ma comunque noi siamo pronti così per partecipare. Molti cominceranno ad essere presenti fin dal giovedì addirittura, molti parteciperanno anche ai vari appuntamenti collaterali, all'interessantissimo convegno che è stato pubblicizzato sull'indipendenza, che si svolgerà proprio venerdì sera, sempre nell'area di Pontida, e poi ovviamente di conseguenza il sabato dedicato alla festa dei giovani, il sabato dedicato ai giovani padani, e poi la domenica dal punto di vista più prettamente politico. Ecco. Ovviamente come giovani padani del Friuli saremo presenti, alcuni di noi, almeno qualche decina di noi saranno presenti anche il sabato, comunque in cui parteciperemo con gli altri giovani alle varie appuntamenti riservati alla Pontida più goliardica, alla Pontida decisamente più frizzante, più divertente comunque per quanto riguarda i giovani, e invece la domenica ci saranno ovviamente i pullman delle sezioni che raggiungeranno di buon'ora il Prato. Sarà la prima Pontida anche col nuovo segretario federale, con Matteo Salvini, che sarà per la prima volta, immagino con molta emozione, il padrone di casa quasi, sarà diciamo il protagonista appunto di Pontida, e appunto fin d'ora do appuntamento appunto a tutti coloro che saranno presenti, e mi auguro moltissimi, mi auguro migliaia a essere presenti comunque, e quindi l'appuntamento con tutti a 2 giorni che si avvicina nel prossimo fine settimana. Detto questo, un paio così, approfitto prima di passare al nostro ospite per un piccolo appunto sulla nostra regione, le cosiddette malefatte, le cosiddette note negative che vedono ovviamente protagonista la governatrice della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, la ormai famosa Deborah Serracchiani. Quest'oggi focalizzo su uno dei tanti scempi, uno dei tanti schiaffi che noi friulani appunto abbiamo subito da questa giunta regionale, e in particolare mi riferisco alla discriminazione per quanto riguarda il taglio, quasi la riduzione fortissima dei fondi per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole. Va detto che nel 2007 l'allora giunta regionale guidata da Renzo Tondo stabilì appunto la possibilità, diede appunto la facoltà alle scuole locali per insegnare la lingua friulana. Più volte sono stati fatti degli appositi bandi, degli appositi moduli di iscrizione, in cui c'è stata sempre un'altissima percentuale di adesioni, si parla dal 70 all'80%, soprattutto in alcune zone della provincia di Udine, nelle zone più
iniziali, diciamo in cui l'appartenenza alla lingua friulana è più forte. Ebbene, a fronte a questa continua crescita di domanda che appunto i genitori delle scuole di infanzia, delle scuole primarie facevano appunto di insegnamento della lingua friulana, anche quest'anno c'è stata un'ulteriore riduzione. Per capirci, l'importo in cui la regione ha deliberato per l'insegnamento della lingua friulana ormai si è abbassato fino a raggiungere gli appena 450.000 euro all'anno, quando, diciamo così, per rendere l'idea, il budget in cui si valuta che un intero anno, diciamo, di insegnamento della lingua friulana può essere portato a compimento con risultati sufficienti è di 1 milione di euro. Invece dagli stanziamenti iniziali purtroppo anche quest'anno c'è stato questo drastico calo che appunto vedrà costretti, nonostante tutta la buona volontà che gli insegnanti hanno in primis, la buona volontà, la disponibilità appunto dei genitori di garantire appunto ai figli la continuazione di questa lingua, comunque la cui storia è millenaria. Ecco, si parla, chiariamo, ecco, di una materia facoltativa che viene fatta comunque a livello diciamo di doposcuola, a livello senza togliere assolutamente tempo e risorse alle materie principali, alle materie di apprendimento, ecco. Però comunque va detto che l'insegnamento della lingua friulana è stata una cosa che è stata richiesta, è stata accolta, è stata più volte sollecitata dai genitori in primis. Ebbene, anche quest'anno purtroppo i tagli con la scusa della spending review, con la scusa della riduzione dei fondi, hanno visto coinvolto il friulano. E la cosa che ci fa più specie, è che diciamo, a fronte di una riduzione dei fondi per l'insegnamento della lingua friulana ai friulani di madrelingua, di per contro la giunta regionale ha stanziato esattamente 975.000 euro per l'insegnamento dell'italiano agli extracomunitari. Questa cifra qua rientra nell'ambito del piano Immigrazione 2014, che appunto è stato varato dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, e fa specie vedere che per insegnare la lingua italiana agli extracomunitari, tra l'altro con fondi regionali, con fondi della nostra regione, viene deliberato esattamente più del doppio di quanto originalmente era previsto per l'insegnamento del friulano ai nostri figli, ai nostri bambini. E quindi lo smacco, nel senso, lo schiaffo fa ancora più fastidio, perché comunque ricordiamo, insomma, che gli extracomunitari nella nostra regione sono una percentuale che si avvicina tra il 10 e il 12% a seconda delle zone, delle province, con punte del 15%. Ebbene, questa piccola percentuale appunto vede la regione impegnarsi per circa 1 milione di euro appunto per garantire l'insegnamento della lingua italiana, quando dovrebbe essere una cosa che è di base, nel senso che una persona che si presenta qua comunque perlomeno dovrebbe avere i fondamenti, ecco, della lingua italiana. Ecco, invece sembra non sia così, e di per contro quando notiamo che in alcune zone della provincia di Udine quasi l'80% dei genitori aderiscono all'insegnamento della lingua friulana ai propri figli, ebbene per questo 80% di genitori i fondi sono meno di metà di quelli che sono riservati agli extracomunitari. Ecco. Questo è così, insomma, per raccontare, come facciamo solitamente, le malefatte ai noi che riguardano da vicino la nostra regione, e questo così che sia da monito, lo dico più volte, lo dico anche per i nostri vicini, i nostri ascoltatori, quelli che hanno la fortuna così o la bravura, perché comunque l'hanno scelto loro, i propri rappresentanti, appunto, di vedere al governo della propria regione persone come Roberto Maroni, come Roberto Cotta, come Luca Zaia,
E invece, ai noi dobbiamo avere, purtroppo, essere governati da una persona decisamente che vede l'insegnamento della lingua friulana come una cosa inutile, una cosa da tagliare, una cosa da risparmiare, e quelli sono purtroppo i danni a cui si può andare incontro. Ecco. Detto questo, detto questa panoramica per quanto riguarda la lingua friulana della provincia di Udine, adesso ci spostiamo nella provincia di Pordenone, nella vicina provincia di Pordenone, perché anche quest'oggi, come in passato, abbiamo il piacere di avere ospite un ragazzo del Movimento Giovani Padani di Pordenone, e precisamente Simone Polesello. Pronto Simone? Ci sono. Simone, intanto ben ritrovato, siamo già più volte in passato, abbiamo dialogato su Radio Padania. Allora, perché Simone? Perché i giovani padani di Pordenone? Perché proprio loro sono stati protagonisti proprio la settimana prima di Pasqua di un'interessante iniziativa di protesta. Ci vuoi spiegare, Simone, nei dettagli cosa è successo? Sì, allora io innanzitutto volevo dare un dato, non so se l'hai già fatto tu prima Umberto, ma guardando il telegiornale di un'ora esatta fa, si parla che dal Viminale ci siano in arrivo fino a 800.000 immigrati clandestini entro l'estate. Siamo ad aprile e ne sono già arrivati 25.000, e quando Maroni era al governo 25.000 era stato la punta massima dell'iceberg toccata con il governo, quindi sinceramente qualche domanda al ministro Alfano è da farla, e non solo una domanda ma anche una precisa accusa, e di conseguenza io direi proprio che è il caso che si dimetta, o di conseguenza riveda il massimale del Mare Nostrum, che ci sta costando milioni e milioni di euro. E diciamo che appunto noi per far fronte tra virgolette a questa emergenza ci stiamo muovendo nella nostra provincia, e in particolare a Pordenone, dopo la decisione che è stata presa dal prefetto di ospitare in hotel anche a molte stelle, nel senso che siamo arrivati a ospitare immigrati clandestini in un hotel di 4 stelle, sinceramente questa cosa non ci va giù, perché pensiamo solo che il 13% degli italiani è a casa senza un lavoro e non percepisce un euro dallo Stato, e le tasse per il mondo dell'imprenditoria aumentano sempre più, parliamo di tasse che come sanno tutti arrivano quasi al 70%, i pensionati, la maggior parte dei pensionati riceve una pensione minima che è molto inferiore, e se non addirittura anche la metà di quello che va a prendere un immigrato clandestino al mese, perché se pensiamo che un immigrato clandestino prenda 36 euro al giorno, più le schede telefoniche, più una serie di cose, siamo arrivati alla follia, io credo. E insomma, comunque la decisione del prefetto di Pordenone è stata quella di accogliere, come in altre province, per carità, questi 50 immigrati clandestini appena sbarcati sulle coste sulle coste italiane, e appunto di sistemarli 15 nella città di Pordenone in un piccolo hotel, e 36 in un hotel, in una località turistica a Piancavallo, per quanti hanno avuto la possibilità di visitarla, appunto in un hotel a 4 stelle che comprende la piscina, comprende terme, comprende tutta una serie di cose, è un hotel relativamente nuovo. E sinceramente questo noi non va giù, perché come chi ha la possibilità di seguire su Facebook Matteo Salvini, siamo arrivati a fantascienza, questa è fantascienza, 36 euro al giorno, è difficile per qualsiasi persona percepire una certa cifra, e quindi noi non ci stiamo, e purtroppo la gente quando si ferma ai nostri gazebi, si ferma a firmare i referendum, ci dice noi prendiamo le armi in mano, questa è una cosa allucinante, noi non vorremmo arrivare a tutto ciò, però la gente è stufa, la gente si sta iniziando a stancare, e purtroppo arriveremo alla violenza. Noi non vogliamo arrivare a tutto ciò, però purtroppo devono stare attenti, perché poi perché poi la strada è questa. La Lega non è un movimento razzista, la Lega non è un movimento estremista, anche per tutti quelli che dicono che sia così, però non è vero. Noi vogliamo dare semplicemente la priorità agli italiani che hanno sempre pagato le tasse qui, che hanno sempre lavorato qui, e purtroppo in questo momento altro spazio non ce n'è,
i centri di accoglienza sono strapieni, non ci stanno più persone e sono stati stanziati 21 milioni di euro per il progetto Mare Nostrum. Siamo, a parer mio, come dice Salvini, tutto ciò è fantascienza, non sta né in cielo né in terra. E quindi di conseguenza abbiamo fatto questa prima manifestazione lì in centro a Pordenone. Purtroppo non siamo stati aiutati dal bel tempo, di conseguenza la gente è stato quello che è, però comunque è stato un successo, ringraziando comunque anche voi, Umberto, che siete venuti giù, e insomma eravamo quasi una cinquantina di persone. Questo io ci tengo a dirlo, che oltre alla manifestazione in sé abbiamo avuto tanto sostegno su internet, su Facebook, perché ormai, come sappiamo tutti, ci si muove tanto sui social network, quindi Facebook, Twitter. Abbiamo avuto un sacco di condivisioni del nostro evento, abbiamo avuto un sacco di mi piace, di conseguenza vuol dire che la gente è vicina a noi e sente effettivamente il problema. E io penso che la Lega, è un dato di fatto, l'unica opposizione, o forse anche Fratelli d'Italia, ma che combatte e che tutti i giorni punta su queste battaglie, sia la Lega, solo ed esclusivamente la Lega Nord. Come si può pensare di aiutare prima i clandestini e poi i cittadini? Siamo arrivati al contrario, ormai è prima il clandestino e poi il cittadino. E allora cosa stiamo in questo stato a fare? Questa Europa dov'è? L'Europa dei contributi dov'è? Perché nessuno ci dà una mano? Perché questi clandestini non vengono identificati e non vengono controllate malattie? Malattie purtroppo ce ne sono, è stato accertato in Italia il primo caso di Ebola, di Ebola si muore in pochi giorni, non possiamo permetterci il lusso di ospitare persone anche malate. Purtroppo vanno aiutate queste persone, ma l'aiuto non viene dato arrivando in un paese senza aspettative, senza un posto di lavoro fisso, senza un minimo di aiuto. Le persone arrivano e scappano, e dove vanno? In Europa le fanno tornare indietro. Perché non vanno in Francia? Perché gli sparano, purtroppo è così questa, e noi non solo non difendiamo i nostri confini, addirittura ce li andiamo a prendere, andiamo direttamente in Libia. Quindi non lo so, sinceramente io non so più cosa dire. L'unica cosa che posso dire è che apriamo tutti gli occhi e iniziamo a pensare effettivamente alle priorità. Quali sono? Le priorità sono il lavoro, le priorità non sono i 36 euro al giorno per i clandestini, e non sono sicuramente gli 80 euro. Qui stiamo parlando di dare 80 euro al mese a una fascia ristretta di persone, lavoratori italiani, ma elemosinandole. Renzi punta tutto sugli 80 euro al mese. Grazie, ma se mi dai 80 euro in busta paga, però mi aumenti le accise sulla benzina, mi aumenti le sigarette, che vabbè ci può anche stare, mi aumenti la Tares, mi aumenti tutto il resto, e allora scusate, diamo più agli immigrati clandestini che agli italiani. Siamo arrivati, a parer mio, alla follia. No? Certo, Simone, molto chiaro il tutto. Tra l'altro focalizzerei anche, prima che parlavi dei dati, dei raffronti anche con gli anni passati, parlavi anche del punto massimo di immigrazione che c'è stato quando c'era il ministro Maroni. Ricordiamo però che a quei tempi, nel 2012, quando ci fu la punta massima di immigrazione col ministro Maroni, c'erano in corso le cosiddette primavere arabe, c'erano proprio dei tumulti, delle sommosse in Egitto, esatto, in Tunisia, in Libia. Esatto. In questo momento mi pare che non ci sia questa situazione così tragica dall'altro lato del Mediterraneo, ecco, quindi rimaniamo ancora più basiti dal fatto che c'è questa voglia da parte del governo italiano di accoglierli, questa voglia di appunto di fare questa operazione Mare Nostrum a tutti i costi, quando nessun altro Stato europeo non ha aderito comunque. Ecco, gli unici che hanno avuto questa idea è lo Stato italiano. Infatti tutti i mezzi che sono i mezzi della militari che pattugliano il Mediterraneo sono esclusivamente italiani. Ecco, gli altri Stati sono stati ben alla larga di questa iniziativa. Ma comunque io penso che sinceramente da parte loro, voglio dire, diciamocela, Umberto, nel senso, anche a tutti gli ascoltatori, sinceramente nel momento in cui si vede in televisione che si arriva in uno Stato,
senza nessuna garanzia, e si sa che si viene ospitati in un albergo e anche tante volte in un bel albergo, e arriviamo anche a alberghi di 4 stelle con 36 euro a giorno, schede telefoniche, sigarette, vestiario e tutto, cioè saremmo ipocriti a dire no, non lo faremmo anche noi, o sbaglio? Chi non lo farebbe? Allora, mi viene da dire che con quelle schede telefoniche gli immigrati chiamano al loro paese d'origine e gli dicono Esatto. vieni Esatto. Mohamed, vieni Abdul, che qua veramente è come si vede in televisione e quindi è anche la beffa che gli diamo anche i soldi per telefonare a casa ed invitarne altri comunque, ecco. Ma sicuramente siamo arrivati, io penso, alla follia, cioè non è una cosa, a parer mio, normale, non è normale tutto ciò. Dobbiamo, in questo momento, cioè, dobbiamo difendere i nostri confini, cioè, e dare priorità ai nostri italiani. Cioè, come possiamo pretendere di aiutare gli altri quando in casa nostra le cose non vanno bene? Abbiamo il 13% di disoccupati, noi giovani, io ho la possibilità di studiare, ma ci sono altri ragazzi come me, il 44% di giovani in Italia che sono a casa a fare niente. E questi cosa facciamo? Perché non gli diamo a loro i 36 euro al giorno? Che investono eventualmente nel nostro paese e non delinquono, perché è dato anche sempre oggi del telegiornale delle 20 che il 30% il 30% dei carcerati non è italiano, e quindi abbiamo già un alto tasso di criminalità e non sappiamo più dove mettere i carcerati, e invece che costruire nuove strutture dobbiamo ricorrere all'amnistia e all'indulto. Ma siamo fuori, non lo so, Esatto, Simone, non farmi parlare. no, effettivamente le risposte che lo Stato dà sono amnistia e indulto per i carcerati, abolizione del reato di immigrazione clandestina per gli immigrati, quindi insomma lo Stato, l'Italietta in questo momento dà queste risposte, ecco, e quindi gli unici che non vengono tutelati siamo noi cittadini. Noi cittadini. Ascolta Simone, ecco, giusto così per fare un appunto finale anche sulla manifestazione che avete fatto sul presidio, sì, appunto di protesta, un ringraziamento va in particolare anche alla persona che insieme a te ha organizzato tutto questo, al nostro Alberto Cattarin, ordinatore provinciale di Pordenone, che in questo momento, così per chiarire, è dall'altra parte del mondo, veramente mi pare, no? Che sia in Cina per una serie sia per lavoro sia per trovare alcuni parenti, esatto. E quindi insomma magari ci sta ascoltando adesso, quando là in Cina forse sono le 3 del mattino, potrebbe essere, comunque insomma anche da parte mia, insieme a te Simone, faccio i complimenti appunto ad Alberto Cattarin per la comunque riuscita decisamente manifestazione di protesta. Detto questo, Simone, siamo in conclusione, noi ci diamo l'appuntamento per Pontida, giusto? Perché esatto, noi ci troveremo poi la domenica a Pontida. Esatto, e quindi intanto ti ringrazio nuovamente Simone per il io che hai portato. Volevo ringraziare te Umberto e tutti i ragazzi di Udine per aver partecipato, e comunque visto che i clandestini e questi nuovi sbarchi stanno continuando, non escludo che in un futuro, nei prossimi weekend, si possano aumentare le proteste, e spero che il consenso della gente sia sempre più favorevole a noi. Certamente, quella è la strada tracciata comunque, ecco. Esatto. Quindi Simone, intanto ti ringrazio nuovamente, ti do buona serata e ci diamo appuntamento per a Pontida, direttamente sul prato di Pontida. Allora. Ok, ciao a tutti, ciao Umberto. Benissimo, grazie. Saluto allora Simone Polesello del Movimento Giovani Padani di Pordenone. Detto questo, siamo in chiusura appunto e ci salutiamo appunto dandoci nuovamente l'appuntamento a tutti coloro che ci saranno sul prato di Pontida, e questa sera il nostro pensiero della sera lo dedichiamo a una ragazza che, come molti avranno saputo, tragicamente ci ha lasciati, la vittoria dei giovani padani della Valtellina, anche per ricordarla ci lasciamo con questa canzone molto
struggente, Stelutis Alpinis, dedicata, appunto, cantata in lingua friulana, dedicata alla scomparsa, in quel caso, di un ragazzo, di un alpino che perse la vita in guerra. Però, diciamo, è un abbraccio comunque che do innanzitutto agli altri alpini, ai ragazzi, diciamo, della Valtellina, ai ragazzi, appunto, agli amici, a tutti coloro e familiari che appunto hanno subito questo triste lutto, questa scomparsa. E appunto l'occasione sarà anche comunque con più di un momento diciamo, di riflessione che sicuramente verrà fatto a Pontida. Detto questo, con Stelutis Alpinis dedicata alla nostra sorella padana Vittoria, do l'appuntamento alla prossima puntata dei Giovani Padani del Friuli. Buonasera a tutti.